Maestre in protesta sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle graduatorie a esaurimento i docenti col diploma magistrale. Un problema che riguarda oltre 4.000 insegnanti precari in Veneto che si troverebbero a perdere il lavoro dopo anni di insegnamento anche a causa delle nuove regole sui limiti di assunzione a tempo determinato. Dopo 10 anni di servizio veniamo mandati fuori. Per 10 anni siamo serviti alla scuola, per 10 anni abbiamo accudito questi bambini con amore e devozione e adesso veniamo sbattuti fuori? No, non è giusto, non può finire così. Ci hanno dato il ruolo e ce l'hanno tolto con un calcio, senza una continuità didattica, la scuola non potrà andare avanti. Scusate, ma non ce la faccio io ad andare avanti così. Non è giusto, ci hanno tolto la dignità, vergognatevi! Il nostro ministro non ha nemmeno l'esame di maturità, noi che abbiamo magari la maturità, io ho una laurea, ho un master e mi vedo trattata in questo modo, è un'Italia ingiusta, bisogna cambiarla assolutamente, ma non per noi, per i nostri figli. Alta l'adesione allo sciopero convocato in tutta Italia, mentre una manifestazione nazionale è andata in scena nelle stesse ore a Roma di fronte al Ministero dell'Istruzione. Anche se in scadenza, gridano le maestre, questo governo ha il dovere di ascoltarci. In realtà avevano tempo 3 anni per cambiare le regole, potevano farlo in tutta tranquillità con un semplice decreto qualsiasi del Ministero. Purtroppo non hanno voluto farlo, quindi per noi è una scelta politica di questa legislatura e di questi governi.